sono solo orizzonti, neanche troppo lontani quelli rincorsi da Fortitudo Pomezia e AS Roma, che con lo sguardo alla Coppa hanno testa e gambe sul campionato. Vediamo se andrà direttamente verso Moliterno, il numero 19. Avellino infatti la lascia sfilare. Marceligno in porta, centrale. Non perfetto Moliterno, ma comunque la fa sua. E va a cercare subito Lugero Lopez, in palleggio su Avellino. Lugero Lopez. Raubo si muove sul secondo palo, buono dopo il tocco di Gattarelli. Palla forte, più per ottenere un'altra rimessa che per far male a Moliterno. Avellino suo lato e destro, sceglie Raubo a memoria verso Gattarelli che si dimentica il pallone, poi però la fa sua, trattenuto da Eugenio. Calcio di rigore per la Fortitudo. C'è il fischio, parte Raubo, spiazzato Caiche e avanti la Fortitudo dopo 5 minuti. Vantaggio rosso-blu firmato da Michele Raubo. Pallone da una parte, portiere dall'altra. Glaciale in due sul pallone. Dimas si allontana, Avellino torna da Dimas, suo lato e destro. Mentasti è stata più concreta la Fortitudo, passa Lugero su Avellino, orienta su Mentasti. Pallone così e così, Avellino, Marceligno verso il secondo palo, Cutrupi, poi Avellino prima di Lugero. Cutrupi verso Cutrignelli, Murillo arriva prima, allora poi Marceligno, sta arrivando Murillo, servito sulla corsa il numero 8, pericoloso il numero 19, protagonista della pazza rimonta della Roma sul campo del Sala. Ancora il 19, Mancino deviato da Murillo su Lugero, seconda palla sempre della Fortitudo, un po' molle la squadra di Reali. Cutrignelli, gran palla, Lugero, Moliterno col piede, ancora Roma, Dimas va da solo col mancino, Dimas, Mentasti chiesto 1-2 a Raubo, protezione e scarico. Siamo già di qua, Gattarelli di prima, Bueno ancora per Gattarelli, Avellino in anticipo, questa volta è anche preciso e fortunato nel trovare Marceligno. Cambio lato su di Eugenio, sta arrivando Marceligno, parte Marceligno, Moliterno si oppone e poi Gattarelli a lottare con Seferi, cala meglio, poi Borolo, prima suolata andata, poi non supera Gattarelli, allora 2 contro 2 di là, Gattarelli con la punta, Caiche cercato Lugero Lopez, protegge su Ercolessi, ottiene la meglio, il pallone lavorato poi per Matteus, 14esimo che va, Cutrupi murato, Cutrupi rischia di commettere fallo, poi Borolo prova ad andare da solo, destro forte, siamo già di là, 3 contro 3 potenziale, Marceligno sposta e calcia, tentativo debole ma comunque ancora nelle disponibilità della Roma, col destro di Avellino, ma facciamolo fatto bene, non contento dei passaggi un po' pigri e imprecisi fatti finora dai suoi. Michelangelo col mancino, dopo il gran lavoro con la suola, Caica è sempre attento e Dimas pronto a ripartire. Dimas entra nel campo, Dimas da solo fino in fondo, gol fantastico di Dimas, trova il pareggio la Roma con un assolo del capitano, giocata super del 77, sfida Cutrupi, ne supera 2 in un colpo solo, fuori tempo Matteus e poi alza anche un po' il pallone. Ancora il numero 16 in fascia da Lugero con la suola ancora dal 16, se la alza e calcia. Matteus, palla lasciata lì per ancora Angelo al volo, tira fuori dal cilindro una magia, al volo col destro, torna al gol Michelangelo dopo 2 minuti esatti, di nuovo avanti la Fortitudo. Caiche da Murillo, Marceligno ancora per Murillo, che ha spazio per andare, Angelo 2 volte, Murillo vuole accelerare,
Avellino, poi Dimas, ancora in assolo Dimas con Ercolessi, cambio lato su Avellino, Dimas da Marceligno, solo e mancino, maxi riflesso di Molitierno. Abbiamo già visto nel primo tempo la sua volontà di andare verso la porta, lascia però ad Avellino, palla forte ancora sul petto, Cutrupi, palla nel mezzo, breccata da Murilo, arriva Marceligno col destro, 2 volte Marceligno dopo la parata di Molitierno e poi Cutrignelli, palla alta, Cutrupi, controllo e sinistro, 10-17, Caiche con le mani sul movimento di Marceligno, cercato e trovato a vuoto Gattarelli, poi Seferi! Marceligno va direttamente in porta, Marceligno, si muove Seferi, si va di là da Dimas, sfidato Tiaghigno, riesce a passare, secondo palo! Cutrignelli ancora su Matteus, finge di calciare, serve Michelangelo, lavoro su Matteus, finta di scarico che arriva ora, Tiaghigno, cambio lato, Cutrignelli a memoria, Lugero, lascia sfilare Lugero, Avellino anche prima di Caiche, Tiaghigno forte, Caiche col piede, entra nel campo Dimas, poi inciampa sul pallone, allora Cutrignelli, sta arrivando Lugero, servito il 9, suo lato e mancino, Dimas in angolo, va da solo, poi Murilo riesce a tenere anche il pallone vivo, Dimas suolata, Marceligno, Molitierno e poi Murilo, veramente da 0 passi, colpisce il palo e la palla incredibilmente non entra, ancora Murilo vuole calciare, Marceligno, Murilo con la punta, deviazione e angolo, Avellino, palla forte, arriva Marceligno, la palla è entrata, ha pareggiato la Roma, grazie al power play, sulle rotazioni con l'uomo in più, palla dentro di Dimas, arriva Marceligno che nonostante la deviazione riesce a depositare in rete il gol del pari, troppo distante Cutrignelli, Matteus non fa in tempo a metterla fuori, il pallone è entrato, Bueno su Matteus, poi in banda da Cutrignelli, Murilo, Avellino, doppio scambio con Dimas, scambio lato, Marceligno a porta vuota, scivola Marceligno, non c'è più tempo, suona la sirena, resiste la Fortitudo che fa impattare la Roma sul 2-2 al Palalavinium, 2 volte avanti, 2 volte ripresa dalla squadra di Reali, un 2-2 che fa contenti tutti e non fa contento nessuno, ottimo però, biglietto da visita per l'impegno di Coppa Italia.